Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco per le violente precipitazioni che nella notte tra lunedì e martedì hanno interessato anche il veneziano, causando allagamenti di piani interrati, piani terra e anche strade. Non si hanno notizia di persone rimaste ferite. In provincia di Venezia particolarmente colpiti i comuni di Mirano, Salzano, Martellago, dove hanno operato fino all'alba le squadre dei vigili del fuoco di Mira, i volontari di Mirano, squadra di volontari della Protezione Civile per il prosciugamento di garage e piani interrati. Intervento dei vigili del fuoco per un principio di incendio di un quadro elettrico a Spinea, sempre dovuto al maltempo. Un furgone rovesciato in autostrada per acqua accumulata sulla carreggiata. Situazione alle 9:30, 52 chiamate alla sala operativa del 115, 51 interventi eseguiti o non più necessari, uno in corso di svolgimento e valutazione. Questo in riferimento sempre al territorio del veneziano. Ancora cronaca, nella serata del 6 settembre i carabinieri di Caorle hanno arrestato una 19enne italiana per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno sorpreso la ragazza mentre cedeva una dose di cocaina a un occasionale cliente e pertanto è stata sottoposta a perquisizione personale e locale che ha dato esito positivo. Nella fattispecie sono stati infatti rinvenuti 5 grammi di cocaina e 5 grammi di marijuana suddivisi in dosi, del medicinale inserito nelle tabelle degli stupefacenti, una somma di denaro ritenuta presumibile provento di attività illecita, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione, tutto sottoposto a sequestro. Dopo la convalida dell'arresto, avvenuta il 9 settembre, la ragazza è stata sottoposta all'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria in attesa di udienza che si terrà il 15 gennaio 2025. E nella notte appena trascorsa 41 tonnellate di risonanza magnetica hanno sorvolato l'ospedale civile di Venezia sotto la pioggia battente. Partito sopra una chiata dal canale Brentelle di Marghera e arrivato alle acque di Fondamente 9 alle 22 di ieri sera, il macchinario è stato sollevato da un autogru di 120 tonnellate ed è atterrato dentro le cinte dell'ospedale grazie a una delicata manovra durata circa un'ora. Dopodiché è stato lentamente trasferito davanti al padiglione Gaggia. Solo in questo modo la risonanza mobile, che non poteva passare neppure per l'ampio varco merci, è riuscita a oltrepassare il muro dell'ospedale della città. La scelta del noleggio è stata fatta per assicurare l'erogazione quotidiana delle risonanze ai pazienti veneziani senza obbligarli a trasferte in terraferma. L'organizzazione del trasporto e del sollevamento è costata 133.000 euro, lo stesso importo verrà speso per il ritorno, mentre quella del noleggio 280.000. Cambiamo argomento, parliamo di cultura. La grande richiesta prorogata eccezionalmente fino al 20 ottobre la mostra Banksy and Friends, l'arte della ribellione, che al J Museo di Jesolo racconta la contemporaneità attraverso gli occhi di alcuni tra i più influenti artisti viventi. Una mostra che a oggi ha accolto oltre 12.000 visitatori ed estimatori di artisti amatissimi come Banksy appunto, ma anche Iago, TV Boy, ma anche di altri nomi celebri e conosciuti a livello internazionale e che in poco tempo ha fatto registrare al nuovo museo jesolano numeri record di affluenza. Con le sue circa 90 opere, la mostra rappresenta una somma di quella che è l'arte contemporanea oggi, tutti protagonisti di un'arte pubblica e sociale che è diventato ormai un linguaggio accessibile, diretto e di denuncia, in cui lo spettatore può immedesimarsi perché parlano di una realtà contemporanea che ci appartiene. E questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.